Dalla provincia all'Olimpo del calcio continentale è l'ennesima favola del paese delle fiabe, Sarmede. Parte dall'Alta Marca l'avventura di Gianni De Biasi da calciatore ad allenatore e che allenatore porta agli europei francesi del 2016 la nazionale albanese, un fatto straordinario e unico. De Biasi è il mister che ha portato il Modena dalla C1 alla Serie Maggiore ed è stato l'allenatore dell'ultimo anno di attività di Codino, Roberto Baggio. Insomma, i motivi per essere orgogliosi non mancano. Siamo contenti perché per noi è un orgoglio veramente grandissimo. Quando viene a trovare sua mamma o i suoi fratelli, tante volte viene a prendere il giornale, quindi due parole le scambiamo sempre. Biasi, per quel che conosce me, è un buon figlio. Qui alla Sarmede parliamo tutti bene di lui, vogliamo solo che faccia qualcosa di meglio e portare l'Albania alle stelle. L'abbiamo sempre seguito in ogni parte d'Italia che lui è andato, sia come calciatore che come allenatore. Un evento eccezionale, ma va tutto merito suo, perché la professionalità che esprime in giro per il mondo è un orgoglio anche per il nostro paese. E non solo per il nostro paese, per tutta la provincia. De Biasi è nato in questa casa sulla piazza principale di Sarmede, proprio davanti alla parrocchiale. I primi calci al pallone dietro casa e poi nel campo sportivo. In paese vivono la madre e i fratelli. Sono tanti i successi di una ricca carriera, ma i compaesani assicurano è rimasto lo stesso De Biasi di sempre. È una persona che è sempre rimasta umile, è sempre rimasta molto legata agli amici qua di Sarmede e quindi quando lo vedi due parole le fa sempre molto volentieri con chiunque lo fermi.